Ecco, come potete vedere alle mie spalle, appena dopo la vecchissima stazione di Dogna, la ciclabile viene chiusa perché appunto ci sono i lavori di realizzazione di un tunnel, però diciamo che è chiusa per modo di dire perché fondamentalmente è metà careggiata e aperta, è quasi un invito ufficioso a proseguire. Noi continueremo su questa strada a nostro rischio e pericolo perché ovviamente ci sono chiamiamoli sigilli del comune che vietano la prosecuzione, quindi mio è uno scopo per farvi vedere di quello che potrebbe essere la prosecuzione, mentre la deviazione, che è di circa 5 km, ci costringe a fare una ripidissima discesa a un 27% di inclinazione e ci costringe di fatto ad andare sulla statale. Però come nei punti precedenti in cui mi costringevano ad andare sulla statale, io preferisco continuare su una pista ciclabile a mio rischio e pericolo dove ho a che fare con me, diciamo la natura, piuttosto di avere a che fare con me e molti automobilisti magari anche stanchi e un po' distratti. Quindi continuiamo, sebbene sia la strada chiusa, e andiamo a vedere dove sono i punti critici. Torniamo in sella. No, effettivamente è molto orribile. Già ti uccide in discesa se non hai buon freno, in salita 2 anni per fare un buco, cioè un anno che sta lavorando all'ingresso dall'altra parte. No, ma secondo me dovevano fare il lavoro che per un anno pensi su una cosa, metti in sicurezza. Da quello che mi hanno detto. Era il vecchio pilone, da lì partiva guardate, cioè, adesso mi fermo, vi faccio vedere una panoramica di, magari vado un po' più avanti verso il centro del ponte. È un ponte veramente alto e si ha una vista spettacolare, merita questa breve sosta. E qui sotto c'è il torrente. Veramente solo per questo ponte merita di essere fatta questa ciclovia. Cioè 3-4 anni fa, perché presumo che quella strada sia stata progettata minimo. È un anno che sta lavorando all'imboccatura dall'altra parte, vediamo. Poi non so che utilità, quale sia la necessità. No, per necessità a prescindere, però perché rifare 2 volte i lavori? Perché? No, che ti dico, tornando al discorso di prima di Pontebba che era disastrata, ci dice qualcosa? Buongiorno. Buongiorno. Si passa, si riesce a passare? Ah, the street is open. 5 kilometers. Yes. Take your hand in mine, I turn water into wine. That's what I would say to feel this way. No boy. Asphalt? 5 kilometers. Your love is better than wine.
Buona giornata. Bene. No, buono, sì, no, questo What I wouldn't give to show you how to live. What I wouldn't give to make you live. Vediamo che già gli austriaci sì, loro vengono. L'anno scorso mi ho contato questo tipo, quello che doveva fare la partita per dirmi che aveva visto il mio sito, qui aveva problemi, poi mi la sapere per arrivare giù a Bibione. Bibione è un Sì, sul sito dell'Università del Turismo c'è il Depliant. sì, che è falso. Sì, bravo. Come faccio a trovare questa pista C? Guarda che non esiste, cioè sulla carta non è segnalata, devi prendere strade secondarie, ma ti perdi, cioè mi perderei io a farlo. No, ma c'è il Depliant, deve esserci, guarda che abito lì, che è stessa troppo. Infatti, no, perché voi italiani vedete queste robe che poi non esistono? E tu dici non lo dire a me. Allora, questo sta collaborando con questo sito, come si chiama, dove loro mettono proprio i tracciati, infatti è riportato sia questa, e fanno anche loro le foto, in particolare con gli incroci. Ti ritrovi con la foto e sai da che parte di Ah, io risolvo il problema alla radice. Io vado, track, via. Chi se ne frega, che vengono in 10 a vedermi il video, siano in 200, non me ne frega assolutamente nulla. Uno prende, passa e va avanti. Ecco, al massimo sarebbe da mettere nel commento tipo tratto d'Ogna al minuto tal di tali. Allora uno clicca sul minuto e... anche se loro dividi. Sì, ma per questa via qui, perché avevo in mente di dividerla, ma per così come la sto facendo è bella fare un continuo, cioè perché altrimenti se spezzi sembra che finisce lì e inizia di là, finisce lì. E invece essendo una delle poche piste ciclabili che ha una certa continuità, perché quelle italiane vanno avanti 3 km, buco, poi altri 3 km. No, cioè non brutta, sarebbe carina, fatta da cane, proprio come la princessa. Non l'ho capitato di farlo. Non l'ho mai fatto, in su ho fatto solo l'Ipovia. Tieni conto... È bellissima, è veramente bella, anche lì c'è qualche magagnetta, non grosse cose. Quella della rosa. Sì, l'ho vista e vorrei fare anche il video recensire anche quella. Invece quella che va su dall'altra parte, la Cavagnacco lì a Princesa, in particolare il pezzo di Princesa l'hanno fatto da tanto. Io sono permesso di ostacoli, devi fare veramente uno slalom. No, ma infatti i video sono anche la video recensione che ho fatto di pista di Udine. Ho lodato dove era da lodare, ma sono andato giù cattivo dove è cattivo, perché certi lavori proprio parecchie aree, che meraviglia. Questo tratto, questa qui merita anche una foto. Vediamo se riusciamo a farla in velocità. Questo è una fortuna immensa avere sta roba qua. Qui ci sono i LED che vanno, vabbè che non è che servono molto, anzi. Guarda che sono qui, vedi, mi è capitato l'altra volta che sono sulla cultura, magari da dove sono anno, ho trovato gente in galleria, volevo i miei fanali potenti. Ora al buio e lì rischi di fare il portale, hai spento un po' anche loro, perché adesso sono buie completamente. Sì. No beh, questa via qui è da fare appunto a partire da metà aprile fino a settembre inoltrato. Sì, però già lì.
Guarda, spero di fargli più pubblicità io con un video del cavolo che loro con i siti ignobili. Vediamo questo nuovo, dobbiamo fare questa roba sarà. Era nato a rimanere indipendente per poter... Com'è? Anche se l'ha fatto Ridon, volevo rimanere indipendente per criticarli il più possibile, se c'è qualcosa da criticare. Qui c'è un marciapiede sulla sinistra che bisogna stare molto attenti a rimanere al centro della carreggiata perché altrimenti si rischia di fare un bel capitombolo, però c'è l'illuminazione, quindi sembra anche che sia abbastanza potente come illuminazione, quindi basta avere un attimino di attenzione. Com'è? Sì. Vabbè. Invece io per esplorare di razza, per esplorare anche il ponte che attraverso ma a passare cioè un po' collo su e giù. Ah, ok, si riesce oh, piano piano, cammina. No problem. Danke. No, ok. In tal caso l'abbandoniamo. Danke. Ciao. Ecco un altro aspetto interessante della ciclovia, che dei perfetti sconosciuti in un'altra lingua si fermano e si scambiano informazioni, pareri. Sì, questa è la meraviglia di andare in bici. È il valore aggiunto, cioè il valore aggiunto non il valore aggiunto del fatto di andare in bicicletta, ma di andare in bicicletta in un certo contesto, in un certo percorso, un contesto dove ti puoi fermare tranquillamente, dove non c'è rumore delle auto che ti fa da compagnia, e spero che sempre più gente incominci a cambiare l'ottica delle proprie vacanze, delle proprie scampagnate, e lasci sempre di più l'auto nel loro meritato garage per rispolverare. Questa è meravigliosa. Scusate di nuovo se mi fermo, ma questa è meravigliosa. È una cascata che è spettacolare. Vedi, però in autostrada, non c'è la macchina, era questa pesca, che c'era col buco nella rete, e prendevi questo sentiero, oppure gli ultimi anni, quando avevano dismesso la ferrovia, però devi partire, quindi fare partire a te, qui, questo pezzo. Ancora il nero del fuoco, del vaporiere. Sì, beh, è caratteristico, anzi deve restare così. Oltretutto, dove è possibile, dove c'è alimentazione elettrica, io metterei dei pannelli informativi che ti dicono, collegati ai bed and breakfast, ti dicono guarda a tot chilometri, il prossimo a tot chilometri, quello lì c'è anche l'assistenza meccanica, quello non ce l'ha, quello ha... E quello diventa, cioè sono il primo cliente, anche se vado su a Tarvisio devo, perché a questo punto invece di andare fino a Tarvisio cosa vado? Fino a Vienna, e da Vienna so che da Vienna posso raggiungere tutta l'Austria in ciclabile.
Ecco, adesso ritorniamo dall'altra parte, c'è galleria il ponte, e questo è spettacolare. Un po' più avanti c'è il sistema della bici. Qui c'è il ponte ferroviario che è strepitoso, fantastico. E qui c'è, e qui come si vede c'è una barriera, c'era una barriera perché presumo il vento l'abbia fatta cadere, e qui finisce la parte asfaltata della pista. Vedere come potrebbe essere una volta realizzata la pista ciclabile. Sono sicuro che appena il mio amoroso vede quello lì, no, le dice ma hanno fatto ho fatto un buco e hanno lasciato i detriti. Può darsi. O è l'acquedotto addirittura. Sembrano tubi dell'acqua questi. Sì, perché è rotto lì. Forse era questo il... Serve una mano? Attento allo specchio! No, comunque collegandoci al discorso che dicevi prima di eventualmente fare una manutenzione, siccome io ho i contatti con la comunità montana qua di su, però più verso Osopo Gemona più che... Ah, ecco, e qui effettivamente c'è effettivamente un grave problema. Ecco, questo qui è praticamente il muro che va a bloccare la ciclovia, che di fatto ha costretto l'amministrazione pubblica a chiuderla più a valle, facendo fare un tratto in statale, oltretutto un tratto abbastanza brutto della statale, che è molto stretto, e comunque a oggi questa è la difficoltà. Ovviamente è sconsigliatissimo a tutti di farla perché è abbastanza
pericolosa, sconsigliato assolutamente a farla da soli. Se magari sei in compagnia un po' d'aiuto si può fare. Comunque io lo sconsiglio, non mi prendo nessuna responsabilità